È un call center. Dai, io una chiave da lavoro, ma andate a cagare. Ma stai già lavorando? No, sì, da 2 anni. Cazzo, anche prima. Ti chiamo, io non rispondo mai nessuno. Ma te stai lavorando adesso, no? Esatto. Che non c'è adesso? Forse ho caricato un'altra traccia. Che forse ho caricato un'altra traccia. Ho visto che avevate messo un GPX sul gruppo. Non so se è questo o è. Perché adesso stiamo facendo tutte non l'avevo guardato io. Ok. Ma stiamo facendo tutte stradine per evitare la strada principale. Chiaro, chiaro. Spieghiamo di se si può qua arrivi a come si chiama? Campone, no, non Campone. No, Campone da un'altra parte. Lo stesso. Feltrone. Io oggi volevo andare in giro 200 watt, ma non sembra di aver capito. No, non è la giornata. No. Sì, no, tanto penso che prima o poi sarà il mio corpo che mi dirà che così il coach cosa ti ha detto? Il coach non mi ha detto niente perché immagino Che sappia. per scontato che dopo 40 minuti al V2 Max oggi avrei fatto una giornata relax. Ho bisogno a un certo punto di fare 2-3 minuti un po' più piano, riabbassare la frequenza e poi riaccelero e riesco ad andare più in alto. Ma ci sta. Devo dire. Che tu dai lo stimolo al corpo, il corpo si adatta, però gli devi dare il tempo di assorbire, no? Anche se ieri effettivamente poi alla fine ero stanco, cioè gli ultimi 5-10 minuti dei 30, che poi erano 33, non sono riuscito a cambiare tanto ritmo. Mm-hmm. Ma poi tipo hai messo 10 kg a bici con Ho messo 2 minuti in meno. Ho letto. Dov'è che era? Era sul rest. Ah, ok. E invece era da dove? rest da Tramonti. Ah, ok. Invece poi questa volta qua è stato perfetto perché No, boh, sotto i 30, adesso i tramonti. a me era venuto fuori 6 contro 33 e mezzo e ci ho messo il 33 col pollice. Rafforzato.
Vai libero. Guarda, volante di merda. Cazzo, anche così. Ciao. Oh, il lupo! Sigari? Siete tornati? Ciao. Sabato 6 settembre, Ampezzo, terza tappa del Giro del Friuli, SWAT FVG presenti. È chiusa la strada da dove? Un pensiero, un applauso a chi ha fondato la squadra, si trova lassù, l'amico Gianni Savio, l'amico Gianni Savio. Siamo. Ma io non l'ho mai fatta, ma no, ma è un casino perché rampe. Con lui avete gli stessi rapporti? Sì. Sì.
già in silenzio. Poi appena mangiato lo strudel. Allora, se vuoi essere proprio sicuro è tutto nero. Puttana! Che idea di merda, ragazzi. Ok, siamo sulla mitica salita di Pani 4,7 al 14. Dura, se non si fosse capito. La parte centrale è veramente durissima, c'è un piccolo risciacquo, roba di 30 metri, è veramente dura, cioè non molla mai. Quando spiana un po', che senti sollievo, è al 10. Prima dell'ultimo chilometro c'è questo piccolo pezzo al 6-7%, che vuol dire semplicemente che la salita poi sarà solo più dura. Metri al GPM, gli ultimi 800 metri sono riasfaltati, asfalto top ovviamente. Che dura.
Occhio. Uno. Ciao.
Peccato. Un minutino in meno. Peccato. Adesso. Ah. Teniamo la vascletta da sotto, da terra. Sì. Ma sai che penso? Direi di sì. Da Raveo verso Varo sulle strade del Carnia Cycling Tour. Se non avete visto i video ve li lascio linkati nell'icona alto a destra. E poi risaliremo su da dove siamo partiti, che in pratica è l'arrivo tra Vascletto e la Val Calda. Boh, comunque trovate le tracce del giro su Strava linkata qua sotto. Partito oggi. Oggi tutto male, Mi sono appena accorto che non ho filmato dei pezzi con la GoPro. Ciao! Sono tutto il giorno con una mano tirato, durissima. Questo è uno di quei giorni in questo periodo, quest'anno, in cui c'è un giorno buono ogni tanto e tanti giorni difficili. Oggi è difficile, quindi meglio che sto tranquillo. Comunque sto salendo all'arrivo. Ok, sono nell'ultimo chilometro, in pratica dalla Flamme Rouge spiana e ti porta a Ravascletto in discesa, perché questo sarà poi l'arrivo di tappa. Ale, ale! Qui siamo all'arrivo, abbiamo fatto quindi la salita di Pani, bella dura. Adesso volevamo vedere l'arrivo, ma la corsa si è fermata perché c'è stato un incidente di una motostaffetta, quindi siamo in attesa di informazioni, come tutti gli altri. Abbiamo fatto il trio dei Mattei, Matteo del Linz, Matteo Civran, il Civra, se non lo seguite andate a seguirlo, magari vi metto il link del suo canale qua sotto, e Matteo me. Comunica che la tappa è annullata, tappa annullata. Naturalmente la diversa Ceresetto ringrazia gli spettatori presenti a Ravascletto e negli altri tratti del percorso di questa terza tappa a un pezzo a Ravascletto. Domani, quarta tappa, Perpignano del Friuli, Santa Mine del Friuli, 151 km, si riparte con la classifica generale aggiornata a ieri sera. Quindi Nicola Filesi leader,
con 8 secondi di vantaggio. Ah, brutta, peccato. Niente, sono in macchina, adesso torno giù. Oggi giornata storta, non ha girato come doveva, quindi vi saluto, chiudo il video così mentre vado in macchina e scendo a casa. Mi piacerebbe portarvi una cosa un po' particolare domani per l'ultima tappa. Vediamo se tutto si allineerà a dovere, anche visto quello che è successo oggi, e in caso quindi lo vedrete nel prossimo video. Quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo e basta. Buoni giri, buone gare, ci vediamo alla prossima, ciao.